Ecco cerchiati in rosso alcuni dei borseggiatori violenti che stanno seminando il panico a Venezia. I due con in testa il Panama e poi il terzo con cappellino chiaro da baseball e il quarto con occhiali da sole sulla fronte. Dei personaggi adulti, insomma, che ormai si camuffano proprio come dei turisti. Alcuni dei 20 che nella sola mattinata odierna si sono spartiti il terreno di caccia per depredare ignari turisti e veneziani, aprendo loro zainetti, borse e marsupi tra l'Accademia, Carezzonico, Santo Stefano e Calle Larga San Marco, a pochi passi da dove 24 ore fa, tra i passanti e l'indifferenza di troppi, si è consumata l'ennesima brutale aggressione subita da una famiglia di turisti brasiliani in campo San Zulian, nel cuore della città, a mezzogiorno. La famiglia di turisti brasiliani, madre e padre con la bimba di appena 10 anni, aggredita da una banda di borseggiatori che pur di derubarla ha usato uno spray urticante ad altissima potenza, lasciando loro vistose chiazze arancioni in ogni parte del volto e del corpo, al pari della gente in transito e di alcune commesse colpite, diciamo così, dalla scia urticante rimasta sospesa nell'aria. Ieri mattina ero di sopra a lavorare, ho sentito che era successo qualcosa, però non ho capito bene esattamente cosa, e ho visto che molta gente tossiva e probabilmente c'era stato un uso di uno spray o di qualcosa. Ma non basta, il padre che ha tentato di difendere i suoi cari è stato anche scaraventato con violenza contro la vetrata di un negozio da uno dei ladri, con una brutalità tale che segna un preoccupante salto di qualità nell'allarme sicurezza. È successo proprio davanti alla chiesa. Qui in campo San Zulian pochissimi negozianti che parlano di fronte alle telecamere. Ma com'è questa zona di solito? Cioè i borseggi ci sono? Li conoscono tutti i borseggiatori, sì, è ricca di borseggiatori. I turisti sono sotto, ma anche i veneziani. Bisogna tenere sempre la borsa davanti, poi arrivano anche gli zingari, arrivano gli zoppi alla mattina, c'è quella col bastone, tic tic, c'è quella con la gamba ingessata, non è bello, ci dovrebbe essere un pochettino più di sorveglianza. Se ogni tanto a due passassero un po' più spesso. A mio avviso bisognerebbe avviare delle indagini, dovrebbe essere una procura che lavori, perché così i vigili non ce la fanno, le forze dell'ordine da sole non possono fare niente, ormai il problema è diventato veramente sistematico.